È la 55esima edizione del Vinitaly, il Vinitaly che quest'anno è veramente in grande spolvero perché un po' siamo usciti dal Covid, un po' i numeri e ve li diremo durante il programma di quest'oggi. Benvenuti da Mimmo Vita alla nuova puntata di Green Telling. Dicevo, i numeri dicono che il vino italiano va molto bene, allora siamo qui al Vinitaly, cerchiamo di capire veramente tutti i numeri e tutte le potenzialità di uno dei grandi attrattori dell'Italia nel mondo. Sigla. Quindi cominciamo il viaggio in questo 55esimo Vinitaly da record, e lo facciamo ovviamente con i numeri e anche con i politici che qui appunto sono passati in gran numero. Vediamo. Presidente Bricolo, allora 55esima edizione, grandi numeri. Un grande Vinitaly, un Vinitaly da record, 4.400 espositori, un quartiere interamente occupato su 18 padiglioni, 100.000 metri quadri espositivi a disposizione dei visitatori, tantissime novità, masterclass, verticali, wine talk, convegni come questo molto importante sulla salute, sul vino, sul turismo, sull'enoturismo. Un grande incoming di buyer è stato fatto. Per concludere, perché il vino italiano è un grande attrattore. Ma il vino italiano è anche una grande risorsa dell'economia italiana, quest'anno solo di export siamo arrivati quasi a 8 miliardi, ma è sicuramente un trend in crescita, ma che può continuare a crescere. Tutto per il vino, Presidente! Guardi, io sono una sostenitrice ovviamente del comparto, del prodotto, delle aziende, dei loro produttori, dell'eccellenza tutta italiana, insomma non è la prima volta che vengo qui e non sarà l'ultima, perché questo è un settore che ha bisogno di essere valorizzato e sostenuto il più possibile. Ministro, allora Vinitaly e infrastrutture, facciamo semplice. È lavoro per tantissimi giovani che scommettono su se stessi, sul territorio italiano che è straordinario da nord a sud. Ci sono numeri sulle esportazioni, sulle vendite, sui posti di lavoro creati, incredibile. La faccia di chi ce lo invidia, chi vorrebbe mettere fuori legge il vino. Ovviamente il consumo deve essere intelligente, moderato, di buon senso, lo dico da Ministro dei Trasporti. Ministro Urso, Made in Italy è una delle, come posso dire, potenzialità più grandi che abbiamo. È la potenzialità. Nel prossimo mese presenteremo in Consiglio dei Ministri al Parlamento un provvedimento organico sul Made in Italy che affronterà 3 questioni: le competenze e la professionalità, le risorse finanziarie per incentivare la crescita e quello che lei diceva, come meglio tutelare e contrastare concorrenza sleale, contraffazione e Italia sounding nel mondo. La nostra è una politica tesa a valorizzare quello che è la peculiarità dell'impresa italiana, così come si è sviluppata da sempre in questo territorio, e tanto più oggi che ovunque nel mondo ci guardano come i produttori del bello, buono e ben fatto, ed oggi noi dobbiamo accentuare questa percezione: bello, buono e ben fatto, alimentazione, abbigliamento, arredo, ma anche sostenibile. 4.000 espositori, 30 paesi diversi, 1.000 buyer da 68 paesi, fra l'altro sono aumentati del 50% i buyer rispetto all'anno scorso, anzi non del 50%, raddoppiati. E poi ricordiamo che questo evento esporta ormai 2 miliardi e 800 milioni di euro, che nel palmarès mondiale viene prima la Francia, l'Italia, la Spagna, poi il Veneto e poi a seguire dopo il Veneto l'Australia e il Cile, il che dà anche una dimensione di quanto forti siamo. E quelle bollicine condiscono questo primato? Assolutamente sì, 1 miliardo di bottiglie di Prosecco ci permettono oggi di dire che una bottiglia su 3 di bollicine nel mondo è di Prosecco. È la denominazione più grande al mondo e questo ovviamente va a implementare tutto quello che è l'ambito dell'export. Cominciamo allora il nostro viaggio qui al 55esimo Vinitaly, veramente una manifestazione molto partecipata quest'anno. Facciamo un piccolo tour delle regioni e cominciamo dal Trentino.
di una cantina cooperativa, la cooperazione, quando è importante stare insieme? Ma credo che il modello cooperativo, questo contratto di corresponsabilità fatto fra piccoli imprenditori, perché le nostre aziende sono aziende con superfici ridotte, abbiamo il nostro gruppo, diciamo i soci del nostro gruppo rappresentano 2.800 ettari di terreno coltivato a vigneto, ma di fatto la media è di 1,8 ettari per azienda. Il modello cooperativo ha raggruppato tutti questi piccoli imprenditori, negli anni, ricordo che noi siamo partiti nel 1904, quasi 120 anni l'anno prossimo, da far sì che il nostro vino ormai raggiunga oltre 60 paesi del mondo. Tutti i progetti che abbiamo fatto sulla sostenibilità in funzione della salubrità dei prodotti, del prodotto vino, in funzione della salubrità e del rispetto dell'ambiente. Direi che è anche una crescita non solo economica, ma anche una crescita culturale di approccio e di etica nel lavoro. Direttore Giovannini, però è difficile fare vino e vendere vino in questo periodo. Le cose stanno andando bene nonostante tutto. Sono andate bene lo scorso anno con la chiusura del bilancio, è stato molto positivo con un aumento del fatturato del 9%, però devo dire che anche i primi 7-8 mesi di quest'anno sono tutto sommato positivi, ripeto, nonostante tutto quello che ci sta circondando. Più dell'80% in volume dei nostri volumi vanno all'estero. Ecco, devo dire che in particolare la Germania ci sta dando, in particolare negli ultimi 2 anni, una grande soddisfazione. Come si fa a mettere tutti d'accordo i soci verso un progetto così? Ma allora, sicuramente perché sia di interesse dei soci deve avere anche una chiave economica di sviluppo e rendere attraibile questi progetti come stiamo facendo col Trento Doc anche con una valorizzazione molto importante delle uve conferite dai soci. È un periodo molto intenso per l'agricoltura, per le fiere che si interessano del settore primario, a cominciare qui dal Vinitaly, ma l'altro giorno eravamo a Torino dove si tiene il Festival dell'agricoltura Coltivatò e si è parlato anche di innovazione e di precisione e ci facciamo spiegare che cos'è. L'agricoltura di precisione viene definita come fare la cosa giusta al posto giusto nel momento in cui gestiamo un campo coltivato. Grazie a che cosa? Ecco, grazie a informazioni. È uno dei motivi per cui l'agricoltura di precisione fatica un po' a penetrare nelle aziende agricole. Uno dei motivi è proprio il fatto che abbiamo investito negli ultimi anni tantissimo sull'hardware, quindi macchinari di ultima generazione, sempre più innovativi e via dicendo, e poco sulle informazioni necessarie per sfruttare appieno il potenziale di questi macchinari. Tanti dati non sempre convertiti in informazioni utili alla gestione. E cosa dobbiamo fare allora? Quantificarli. L'università, collaborando con agricoltori e con l'industria e via dicendo, si deve arrivare a quantificare i vantaggi derivanti dall'uso di una tecnologia rispetto ai costi. È l'unico modo per convincere un agricoltore, che è un imprenditore, non dimentichiamolo, ad adottare nuove tecnologie. È la prima edizione dell'evento, ecco, come mai? Si parla solo di cibo o di ristorazione, dimenticando tutto il processo produttivo che porta al cibo. Quindi noi vogliamo parlare al grande pubblico, perché agli agricoltori, ai tecnici parliamo già normalmente con il nostro lavoro quotidiano, di come si arriva alla produzione, dei processi che molto spesso sono ostacolati dal pubblico proprio perché non sono noti, e vogliamo parlare di cambiamenti climatici, di economia, di lavoro, e farlo proprio in centro città. Ecco perché è nato Coltivato. Perché oggi? Allora, bella domanda, perché oggi c'è una maggiore sensibilità, anche il pubblico. È brutto dirlo, grazie al Covid e grazie alla guerra, ma è così. Con la guerra in Ucraina il pubblico si è reso conto che determinati prodotti reclamizzati come qualcosa di veramente particolare, non voglio fare nomi ovviamente, vengono fatti con grano che non è grano italiano. Da dove arriva il grano? Adesso la gente comincia a chiedersi da dove arriva il grano, ma se succede qualcosa mangeremo ancora o no? Quindi è il momento di parlare alle persone di agricoltura. Quale agricoltura? L'agricoltura che ci sfama, l'agricoltura vera, l'agricoltura sostenibile. Noi purtroppo italiani ci facciamo regolarmente del male
criticandoci da soli quando non è proprio il caso, perché siamo uno dei paesi che produciamo meglio da sempre, perché noi da sempre facciamo un uso moderato, corretto di input esterni, anche perché costano, perché abbiamo un'assistenza tecnica preparata, perché abbiamo degli agricoltori preparati, quindi noi raccontiamo la nostra agricoltura. Come vedete, grandissima affluenza qui a Vinitaly 2023, continuiamo con il nostro viaggio, ma adesso la sottolineatura di Luca Belotti. Siamo a Verona, una delle più belle città italiane, che per 3 giorni diventa la capitale mondiale del vino. Siamo al Vinitaly, una delle più belle e importanti manifestazioni fieristiche di questo settore, prima sicuramente a livello nazionale, ma tra le prime a livello internazionale. Il vino è uno dei prodotti che gustiamo, che ci fanno gustare la vita. Il vino appartiene alla nostra storia, alla nostra cultura, alla nostra tradizione. Addirittura il vino viene impiegato, utilizzato nelle funzioni religiose, quindi ha un sapore veramente rituale oltre che mistico. Il vino è anche però una valenza economica importante. 8 miliardi nel nostro export, rappresenta il 12% della nostra bilancia di esportazione e noi come italiani siamo i primi produttori mondiali con 50 milioni di ettolitri. Magari questo numero ai molti, anche a me stesso, dice ben poco. 50 milioni di ettolitri cosa sono? Ebbene, voi pensate alla portata media del nostro fiume più importante, del fiume Po, per un minuto vederlo scorrere completamente invece dell'acqua, vedere transitare vino, per il grande e sommo piacere dei nostri bevitori e gustatori italiani. Oggi abbiamo avuto anche alla fiera al Vinitaly la presenza del nostro primo ministro Giorgia Meloni, che ha sottolineato il valore importante, culturale, storico della tradizione del vino in Italia, ma neanche sottolineato la valenza commerciale, la valenza economica. Ci sono più di 1.500.000 addetti che vi operano, che lavorano, ed è una grande bandiera del nostro Made in Italy, delle nostre migliori qualità del nostro paese che esportiamo all'estero. Presidente Schifani, la Sicilia del vino non è seconda a nessuno. No, credo di non essere, non sta a me dare giudizi perché sono parte in causa, ma ritengo che sicuramente è di grande eccellenza. Oggi abbiamo registrato un collegamento simbolico con il protocollo che abbiamo firmato con l'amico Zaia. Vi è sempre la volontà di avvicinare le distanze, con gesti come oggi, iniziativa come oggi, ma anche con un miglioramento dei trasporti. Credo molto e ringrazio il Ministro Salvini per l'impegno che ha assunto e che assumerà a salvaguardia non solo della viabilità siciliana, ma anche per la realizzazione del ponte. Questo incrocio nord-sud è importante. Assolutamente sì, oggi Luca Zaia e il governatore Schifani firmano un protocollo d'intesa che rappresenta un ponte virtuale tra culture del nord del paese e il sud del paese, che mette al centro la straordinaria capacità produttiva degli agricoltori veneti e degli agricoltori siciliani nel esaltare le eccellenze dei nostri territori, esaltare le diversità, ma soprattutto esaltare le difficoltà dei vitigni eroici dell'isola di Pantelleria, così come delle colline del Valdobbiadene. Tanti prodotti dei pilastri della dieta mediterranea si possono innestare a straordinari prodotti coltivati qui in Regione Veneto, dall'olio al vino ai prodotti dell'ortofrutta, per fare sì che il gemellaggio, ma soprattutto la collaborazione istituzionale tra le due regioni possa portare profitti, guadagni agli agricoltori, ma soprattutto esperienze, innovazione e ricerca nel poter portare i nostri prodotti sui mercati internazionali. Abbiamo detto che ci sono i giovani in Sicilia, eccoli qua, è in azienda ormai da un anno.
Per fare cosa? Faccio l'area manager del Sud Italia, quindi gestisco i mercati di Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia. Con soddisfazione? Sì, molta fatica, tanta stanchezza, però devo dire che sono sempre soddisfazioni. Abbiamo fatto tante cose nel territorio e se ne faremo tante altre. Il vignaiolo è bello oggi? Molto bello. Quanti anni? Io 23 oggi. Mamma mia, allora tanti auguri, complimenti, evviva! E in azienda che ruolo svolgi? Io aspetto pratico e aspetto teorico, nel senso andiamo a cercare le massime innovazioni, giriamo per cercare il massimo dei clienti, commerciale. Come innovazione cosa possiamo individuare? Noi stiamo puntando tanto sulla sostenibilità. Io attualmente studio a Milano, faccio finanza, accounting e finance, quindi il mondo del vino mi permette un po' di spaziare e unire quelle che sono le mie passioni che vanno dal commerciale all'amministrativo, al relazionale, il marketing e la comunicazione, quindi spero di poter portare un contributo del genere in azienda. Io proprio da pochi mesi ho iniziato la mia esperienza in Donna Fugate e ho espresso il desiderio di entrare a far parte del team dell'enoturismo, proprio perché il mio desiderio in azienda è quello di avvicinare sempre di più i giovani alla cultura del vino e a questo mondo fantastico, quindi vorrei farlo non solo con la comunicazione attraverso i nuovi social che ci avvicinano a questo target, ma anche con le esperienze in azienda, quindi facendo conoscere ai giovani il mondo del vino dalla vigna al calice. E questa era la Sicilia, noi però continuiamo col nostro viaggio anche negli approfondimenti, andiamo a Torino al Festival dell'Agricoltura. Perché un flacone di candeggina in mano? Non perché sto andando a fare pulizia in giro, è perché l'ho utilizzato come esempio comparativo dal punto di vista delle etichette, cioè ci sono sulle etichette dei prodotti fitosanitari delle frasi, le famose frasi H, che indicano dei pericoli, per far comprendere alle persone che anche su prodotti che usiamo tutti i giorni ci sono dei prodotti che hanno delle frasi che sono anche peggiori di molti fitosanitari. Tipo, facciamo un esempio. Per esempio il famigerato glifosate ha una sola frase H che non è neanche fra le peggiori rispetto a quelle che ha la candeggina, e di candeggina in Italia se ne adopera oltre 10 volte di più di quelle che usiamo di agrofarmaci tutti. Ma è vero che in 30 anni abbiamo diminuito l'utilizzo appunto degli agrofarmaci in Italia? Li abbiamo dimezzato sia le tonnellate sia il numero di sostanze attive disponibili. Ed è vero anche, perché queste sono le affermazioni che faceva prima, che si sta avvicinando, ecco, diciamo, la forbice tra difesa integrata e biologico. Vero, anche perché stanno subentrando nuove soluzioni, per esempio i biologicals, quindi microrganismi che possono essere utilizzati contro i patogeni, contro gli insetti parassiti, e questo sta alleggerendo tantissimo i programmi di difesa integrata, tanto da renderli addirittura più sostenibili di quelli dell'agricoltura biologica. Detto tutto questo, Quindi direi che bisognerebbe avere un po' più fiducia nella ricerca che sta portando avanti il comparto agricolo, un po' più fiducia nei tecnici che fanno sviluppare i programmi di difesa e un po' più di fiducia in quello che noi mangiamo. Le piante sono importanti perché mettono in comunicazione terra e cielo. Avete pensato con la professoressa Gullino a questo evento? Sì, perché l'agricoltura è raccontata continuamente con le stesse immagini, no? C'è un'agricoltura un po' bucolica, il contadino che munge le capre. E invece? Invece non è così, l'agricoltura è diversa, moderna, ha dei problemi che bisogna affrontare e ha delle soluzioni che di volta in volta andrebbero applicate ai vari contesti, ma tutti questi strumenti nuovi non vengono mai discussi o vengono allontanati per paura perché non c'è conoscenza. Toscana, Super Tuscani, Jacopo Biondisanti, 200 anni di storia, li porta bene 200 anni? Sono 250. Ecco, ancora meglio. Sul vino rosso, poi c'erano altri 700 sul moscato di Montalcino. Però la storia continua, vero? Continua sì. Con il BS11, cioè? 11, 4 e 44.
cioè la trasformazione dovuta alle microzone di Montalcino, del clone di Sangiovese Grosso di Montalcino, che ha dato origine dopo 200 anni a una mutazione reale. Questa mutazione gli abbiamo dato il nostro cognome, siamo l'unica, brevettato, e siamo l'unica famiglia al mondo ad aver dato il cognome ad un vitigno. Ecco, allora, però questo l'avete portato in un'altra zona importante, quella del Morellino di Scansano, e voi a Scansano avete questo Montepò. Montepò, il castello di Montepò, sì. Che vediamo dietro peraltro. Esatto, l'ho scelto perché era... diciamo, mi dava la possibilità di esprimermi fino a 600 metri a tutte le esposizioni e a tutte le altitudini, da 50 metri fino a 600. Ecco, allora adesso apriamo una bottiglia, quindi un evento quest'oggi. Sì, è un evento grosso. Poggioferro, Masceone e Fonte Canese, questi sono i nomi dei 3 cru, delle 3 particelle, microparticelle selezionate per descrivere l'unicità del territorio della nostra azienda e la loro relativa espressione. Quindi i vini dovranno parlare del territorio e i vini dovranno esprimersi e spiegarsi da soli. La difficoltà sta nel riuscire a comunicarlo e a comunicarlo con parole semplici, comprensibili, quindi non tutti saranno tecnici quelli che ascolteranno questo progetto, ma tutti dovranno comprenderne l'unicità. È per questo che per noi la parte veramente importante è quella della qualità e dell'espressività dei vini. Ma noi continuiamo il nostro viaggio, adesso vi dicevo tante manifestazioni, andiamo a Parma per Cibus e vediamo un po' di capire com'è stata quest'anno. $1.500 top buyer provenienti da tutto il mondo e quasi 1.000 brand rappresentati tra i nostri espositori. Negli ultimi 20 anni il nostro estero, le nostre esportazioni sono aumentate di oltre il 200%. Il 2022, periodo post-pandemico, ha comunque mostrato un più 20 rispetto al 2021. Raggiungeremo, speriamo, quest'anno la soglia record di oltre 60 miliardi di esportazioni. Per cui insomma il trend dell'estero credo sia veramente l'unica opportunità di crescita per le nostre aziende. Presentiamo oggi come Divella nuovi prodotti come il nuovo biscotto. Certamente lavoriamo con stretto contatto con le filiere, abbiamo il progetto del grano che vale più di 800.000 quintali di grano all'anno prodotti con l'accordo di importanti associazioni. Abbiamo il pomodoro italiano. Certamente per l'azienda Italia, che è tra le maggiori produttrici di prodotti alimentari a livello mondiale, non è sufficiente la produzione italiana, ma noi valorizziamo l'Italia grazie proprio all'esperienza dei trasformatori e grazie anche al supporto dell'agricoltura che ci stimola l'utilizzo di nuovi ingredienti e per realizzare nuovi prodotti per i nuovi bisogni. Uno stand più grande quest'anno, Presidente, complimenti. Sì, soprattutto tantissimi produttori in più rispetto all'anno scorso, tantissimi bravissimi produttori, ci sono tanti giovani imprenditori che stanno dimostrando che la Calabria sta crescendo dal punto di vista della qualità imprenditoriale, ci sono tante cantine che magari fanno 8.000, 10.000, 15.000 bottiglie, ma di vini straordinari. Perché l'agricoltura è importante per la Calabria. È un settore sul quale bisogna puntare ancora di più, perché soprattutto quando i prodotti della terra sono associati al vino, all'olio, fanno anche un racconto dei territori e della storia di quei territori. Il mio sogno sarebbe poi quello di avere un unico consorzio di tutela o comunque un marchio unico ombrello in Calabria che possa essere un marchio di riconoscimento per i nostri prodotti, perché ancora noi non siamo brandizzati adeguatamente e dobbiamo naturalmente partire da un riconoscimento dei vini di Calabria che sono di grande qualità. Regione sostenibile perché è la terza regione d'Europa e la prima in Italia per SAU biologica ed è al 37% di SAU biologica.
biologica, altre regioni sono in grande difficoltà rispetto ai parametri che la Commissione europea ha dato alle regioni di tutta Europa per il 2026, che è il 25% di SAU biologica, e quindi è una regione che deve saper comunicare all'esterno questi messaggi, che sono messaggi importanti. Anche tra i vini abbiamo tantissimi vini biologici che sono molti di più rispetto ai vini di altre regioni. È una grande ricchezza, ma queste ricchezze vanno presentate al resto del paese e non solo. Dal Cibus con Dario Leison, che sarebbe il re del panettone, ma in questo momento però è il re delle colombe, ma mi pare che c'è poco da gioire. Sì, una Pasqua un pochino sottotono, direi, anche se per noi piccolissima azienda, molto reattiva, molto veloce, attenta al mercato, diciamo con fatica, ma si riesce a rispondere comunque. Grandissima velocità, piccole produzioni magari quotidiane, però ringraziando il Signore anche ieri abbiamo prodotto e oggi stiamo pianificando la produzione anche per domani, quindi bene, ci siamo. È una Pasqua decisamente sottotono, con numeri che sembra per l'industria siano abbastanza preoccupanti. Dario Leison, allora, quindi, visto che Pasqua è qui alle porte, consigliaci una colomba. Sicuramente la pesca in nocciole è straordinaria, è ricchissima di frutta aromatica, e la grassa delle nocciole dà quel profumo tostato in più e al palato è qualcosa di unico. Punti di forza, punti di debolezza, positività, negatività? I punti di forza sono tanti, abbiamo confermato una produzione a più di 103 milioni di bottiglie, con un valore sempre in crescita, con un valore in crescita della sostenibilità. Molti produttori e molti viticoltori investono nella sostenibilità ambientale e anche sociale, ed anche con un valore in crescita del passaggio generazionale. Quindi è una denominazione che è in perfetta salute, che ha tutte le caratteristiche per proiettarsi nel futuro. È chiaro che le minacce sono legate al cambiamento climatico, abbiamo le problematiche dell'acqua, le problematiche legate alla salute della pianta, ma in questo noi stiamo sperimentando tantissimo e stiamo anche impostando dei progetti all'interno del PNRR che ci permetteranno di superare questi problemi. Quindi un protocollo che guarda sempre di più anche alla sostenibilità legata al suolo, legata all'ambiente. Cambiamenti climatici. Il Consorzio ha già messo in atto alcuni vigneti con dei nuovi porti innesti, con una maggiore efficacia nell'assorbire l'acqua. Un 1% di sostanza organica in più equivale ad una pioggia di circa 30 mm, quindi importante. Ancora cambiamento climatico con la realizzazione di microinvasi. Nonostante le mille difficoltà di un'annata che ha visto rincari su tutti i fronti, noi continuiamo effettivamente a festeggiare. Abbiamo raggiunto questi 638 milioni di bottiglie che per noi vuol dire un mercato mondiale che guarda a noi con grande interesse, con grande effervescenza. 80% delle nostre produzioni destinate all'estero, che fanno sì che oggi la nostra denominazione sia la denominazione spumantistica più bevuta al mondo, pur rimanendo la prima denominazione a livello nazionale. Questa è la mitica Lamborghini della polizia qui in esposizione al Vinitaly. Noi abbiamo chiuso ovviamente con le bollicine venete, visto anche il grande risultato che hanno avuto quest'anno, e allora chiudiamo qui Green Telling di quest'oggi. L'appuntamento è a fra 7 giorni e dalla redazione di Green Telling a tutti voi i migliori auguri per una Santa Pasqua.